Eccoci qua, mister. Avevamo detto che poteva essere anche difficile come inizio e magari qualcosa poteva andare storto. Oggi insomma abbiamo perso 2-1, con un po' di fortuna forse si poteva anche pareggiare. Certo che quel gol quasi fotocopia di Sakayeva, perché ce ne ha fatto uno così anche al Mechia, perciò è nel suo repertorio, quello ci ha forse tagliato un po' le gambe. Allora, se analizziamo tutta la partita, la cosa più brutta di oggi è solo il risultato, perché a caldo io credo di aver visto il Portogallo fare la partita, fuori casa. Naturalmente lo Pitergino è un'ottima squadra, ha delle individualità davanti importanti e Sakayeva ha fatto un Eurogol, quindi lo conosciamo, però la squadra ha continuato, non si è mai disunita, abbiamo fatto gioco, secondo me abbiamo avuto tante più occasioni di loro, sia potenziali che non, anche abbastanza clamorose, e ce ne andiamo da qua con una sconfitta che credo sia davvero immeritata. Abbiamo concesso un primo gol che non dobbiamo concedere, anche se lì avevamo un ragazzo colpito con una tacchettata in testa che solo l'arbitro non ha visto, ma non cerchiamo alibi, il risultato poi alla fine è questo. Noi dobbiamo continuare a lavorare su questo principio, perché io ho visto una squadra giocare a calcio e tra virgolette dominare da questo punto di vista la partita. Loro sono andati via solo sulle ripartenze e quindi ci hanno fatto male in 2 o 3 occasioni, non di più. Ci mettiamo a lavorare, adesso il sabato abbiamo un derby, lo dobbiamo onorare al meglio per la città, per i tifosi, per la società che sta facendo grandi sforzi in tutti i sensi. Non dobbiamo demoralizzarci assolutamente, perché poi io guardo da allenatore la prestazione, naturalmente il risultato è quello che è. Sì, beh, abbiamo altre 2 partite, insomma sabato alle 18 al Mechia cercheremo di rifarci. Certo abbiamo preso il primo gol su palla inattiva, insomma da calcio d'angolo, e quello dà sempre un po' fastidio, almeno per chi siede in panchina, penso, come ha accennato anche lei. Però insomma io voglio chiudere facendo una considerazione e vorrei se lei cosa ne pensa, insomma, perché il migliore in campo, se dobbiamo dare un migliore in campo del Portogallo, a mio avviso è Fovero, perché ha salvato in 2 o 3 occasioni ed è sempre stato a dirigere dietro. Spesso sono d'accordo con te, questa volta no, perché è vero che ha fatto un'uscita importante, ha fatto un paio di parate, però il loro portiere non mi sembra che sia stato da meno. Mi ricordo un'occasione di Pavan a 1 metro da lui e non siamo riusciti a fare gol. Mi ricordo un'occasione appena iniziata la partita, sempre di Pavan, che ha tirato sul primo palo ed era solo davanti a Tonon. Mi ricordo il tiro di Porzano fuori di nulla negli ultimi minuti e tante altre situazioni dove potevamo essere sicuramente più cinici, più incisivi e più concreti. Detto questo, ripeto, io paradossalmente se guardo la prestazione sono contento, se guardo gli episodi no. La mia era anche un po' una provocazione, Okay. però insomma, ha analizzato bene, perché anche il portiere avversario ha salvato, però io ho visto bene 2 o 3 volte anche fuori Fovero, insomma l'ho molto sentito coinvolto nella partita. Avere un portiere insomma che dirige fa bene. Adesso speriamo anche che vengano dei risultati. La Coppa è sempre una cosa un po' a sé, però insomma i presupposti e anche la voglia del nuovo Portogallo Calcio era insomma di andare avanti anche in questo trofeo. Assolutamente sì, non lo nego, ci teniamo, perché è una competizione che ti dà una enorme possibilità anche di fare cose importanti, però io credo che ce ne andiamo oggi qui abbastanza, insomma, sconfitti immeritatamente. Secondo me almeno il pareggio era il risultato più giusto per quello visto
in campo sia dal punto di vista delle occasioni che del gioco. Però andiamo avanti, da martedì si inizia. Bene, grazie mister. Grazie a te.